Abbiamo sentito gente che urlava. Ecco. Molto spavento. Sì, beh, insomma, parecchio perché non capivamo da dove arrivava questo. Dopo abbiamo visto, aprendo le persiane, abbiamo visto che era il condominio di fronte, insomma. Fiamme e urla nella notte in via Pascoli, in zona Guizza Padova. Verso le 5, da un appartamento al terzo piano, sono scaturite le fiamme. 24 le persone ricoverate nei pronto soccorsi tra la città e la provincia. 6 sono i bimbi portati in pediatria. Nessuno, fortunatamente, è in pericolo di vita. La paura, però, è stata tanta. C'era fumo quando mi sono svegliata con un battito in porta e c'era fumo, tanto fumo. Loro sono andati giù al terzo piano, hanno preso i bambini, hanno preso anziani, li hanno portato via tutti. La probabile causa dell'incendio, un cortocircuito all'interno di un appartamento vuoto perché l'inquilino era al lavoro. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, arrivati anche da Abano e Borgorico, il personale del SUEM e la polizia scientifica che ha svolto i rilievi per capire l'origine del rogo. Il fumo ha riempito le scale costringendo all'evacuazione di 60 persone. L'incendio ha interessato gran parte dei vani dell'unità abitativa e propagando i fumi nei vani dello stesso piano sul vano scala. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere l'incendio e bonificare l'area. Sono in corso di valutazione i danni alla struttura. Per ora si pensa ad un piano per accogliere le famiglie sfollate. E noi ci siamo, tutti quelli che potranno essere accolti da amici e parenti chiaramente verranno attivati, molti in questo momento sono anche in pronto soccorso, quindi chiaramente i nostri servizi sociali sono presenti.